E la risposta alla cattolicissima festa di Ognissanti? Parliamo di Halloween, il cui simbolo per antonomasia è la zucca luminosa, e dolcetto scherzetto, il tipico detto tradizionale che vede i bambini travestiti da scheletri o vampiri bussare alle porte di tutte le famiglie per chiedere i dolciumi. Una tradizione che arriva dall'America, ma ormai trapiantata in Italia da qualche decennio e che sta entrando a far parte del costume della società italiana. Una festa tipicamente commerciale. Infatti si prevede il tutto esaurito nei pub e locali pubblici con tanto divertimento, una festa osteggiata dalle gerarchie della Chiesa Cattolica. E ogni anno di questo periodo si presenta il dilemma se sia più importante festeggiare Ognissanti o Halloween. Per i cattolici la festa non ha nulla a che vedere con la visione cristiana della vita e della morte, e il fatto che si tenga in prossimità delle feste dei santi e del suffragio ai defunti rischia sul piano educativo di snaturare il messaggio spirituale, religioso, umano e sociale. La leggenda originaria di Halloween narra che gli spiriti dei defunti tornassero proprio la notte del 31 ottobre in cerca di un corpo da possedere per l'anno successivo. I contadini dei villaggi per questo rendevano le loro case fredde ed indesiderabili, spegnendo i fuochi nei camini e mascherandosi da mostri gironzolavano tra le case per far scappare di paura tutti gli spiriti che incontravano. Un uomo di nome Jack ingannò Satana sfidandolo nella notte di Ognissanti a scalare un albero sulla cui corteccia incise una croce, intrappolandolo tra i rami. Jack fece un patto col diavolo: se non lo avesse più indotto in tentazione lo avrebbe fatto scendere dall'albero. Alla morte di Jack, continua la leggenda, gli venne impedito di entrare in paradiso a causa della cattiva condotta avuta in vita, ma gli venne negato l'ingresso anche all'inferno perché aveva ingannato il diavolo. Allora Jack fu donato un piccolo lume per schiarire le tenebre che lo circondavano. Per far durare più a lungo la fiamma, Jack scavò una zucca e mise al suo interno il lumino. Ecco perché oggi il simbolo è la zucca intagliata, al cui interno è posata una lanterna. Quindi tutti con le lanterne accese davanti alle case, anche se al posto dei dolcetti, almeno quelli, si offriranno frutta marturana e i pupi di zucchero, tradizionali dolciumi siciliani.